Martedì 29 ottobre, Santo Onorato di Vercelli. È il 302esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 63 al termine. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 17:03. La luna si leva alle 8:03 e tramonta alle 18:10. In occasione delle feste di Natale e di San Pietro verranno distribuite lire 1500 tra tutti i monasteri del territorio veneziano. Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche schiarita, per lo più locale e parziale. Fasi di precipitazioni sparse, da deboli a localmente moderate, limite delle nevicate in abbassamento fino a 1200-1500 metri verso sera. Temperature in calo anche sensibile riguardo ai valori massimi. Ai piedi del Monte Tenda, in Borgo Covernino, si innalza, modesta ed appartata, l'antica chiesetta dedicata a San Giorgio. Venne edificata verso l'anno 1200 in uno stile semplice, proprio dei padri francescani che la fecero costruire. Sulla facciata è presente un antico bassorilievo rappresentante San Giorgio a cavallo, che punta la sua lancia sul drago. Vi è pure una lapide, la quale ricorda che nell'anno 1805 il Papa Pio VII concedeva in perpetuo l'indulgenza plenaria. L'interno della chiesetta venne anticamente dipinto a fresco e i dipinti furono quasi tutti distrutti al tempo della peste, nel 1630. Ad oggi rimangono che poche bellissime figure degli Apostoli e di San Giovanni Battista e San Lorenzo, attribuite secondo la tradizione al Giolfino di Verona. Dal soffitto, nel mezzo, pende la costa di un animale gigantesco, appartenente all'epoca miocenica. Sulla parete dietro l'altare troviamo una statua antica, in legno, della Vergine, seduta con bambino sulle ginocchia. Sul fianco della facciata si eleva il minuscolo campanile, con la rozza bifora e la cupolina a cotto. Annesso alla chiesetta c'era un piccolo convento in origine usato dai padri francescani. Nell'anno 1494 subentrarono i padri Serviti, i cui annali affermano che l'immagine della Vergine della chiesa di San Giorgio in Soave era famosa per i suoi miracoli. Il conventino venne poi soppresso dalla Repubblica Veneta col consenso della Santa Sede verso l'anno 1669, onde ricavare mezzi per la guerra contro i turchi.